Suonanà, poeti e musicisti in 60 secondi. Salvatore Gambardella, Napoli, 17 novembre 1871, 29 dicembre 1913. Nato da una famiglia povera, cominciò a lavorare da ragazzo come garzone nella bottega di ferramenta di Vincenzo di Chiara. È il più famoso orecchista napoletano, compositore spontaneo che, pur privo di qualsiasi educazione musicale, inventava splendide melodie. L'editore Ferdinando Bideri ebbe il coraggio di scommettere sulle sue capacità, affidandolo alle cure dell'insegnante di conservatorio Achille Longo, che trascriveva i motivi accennati da Gambardella, spronando anche l'ammirazione di Giacomo Puccini. Fra le sue canzoni, Umar Nariello, Lili Cangì, Cum facet mammat, L'arte do sole, Quan tramonto sole. Per saperne di più, leggete, ricercate, ascoltate. State buono!